Un detenuto ricoverato nella sezione psichiatrica della casa circondariale di Belluno ha scavalcato il muro di cinta dei passeggi della sezione saltando sopra i tetti di un'altra area del carcere. È accaduto ieri pomeriggio in via Baldenic. A darne notizie in una nota la Federazione Nazionale Sicurezza della CISL, che ricostruisce i fatti. Gli agenti, dopo che il detenuto si è arrampicato sul tetto, hanno iniziato una trattativa con lui, ma alla fine l'uomo si è gettato da circa 4 metri. Fortunatamente non ha riportato lesioni gravi, grazie, si legge nel comunicato dell'FNS, alla prontezza degli agenti di polizia penitenziaria, che sono riusciti ad attutire il colpo della caduta facendo scudo con i propri corpi. A questo punto, spiega ancora il sindacato, è iniziata una colluttazione con il detenuto che ha tentato di mordere e graffiare i poliziotti che cercavano di calmarlo. Il personale di polizia penitenziaria in servizio presso l'istituto bellunese, sottolinea Robert Darè della segreteria territoriale FNS-CISL, è in stato di agitazione dallo scorso ottobre e ribadisce il forte disagio nel gestire i detenuti della sezione psichiatrica. Si auspica, continua, un immediato intervento dell'amministrazione penitenziaria e del Servizio Sanitario Nazionale per porre fine ad una situazione oggettivamente insostenibile e pericolosa sia per i detenuti che per tutto il personale che lavora nella sezione, conclude Darè.